L'ambasciatore Secchia sono uno dei due pubblici ministeri. Desideravo chiederle, in relazione ad una risposta che ha fornito alla difesa, nel gruppo di esperti del quale lei ha parlato, cioè di quegli esperti che vennero nominati subito dopo l'uccisione del giudice Falcone, ricorda se fu inserito anche il signor Richard Martin? No, the forensic experts were specialists in bombs and in fingerprints, DNA, and technical forensic. Do you have a word for forensic? Sì. No, questi erano tutti specialisti per quanto riguarda gli esplosivi, impronte digitali, la DNA e altri aspetti tecnici forensi. Per quella che è la sua conoscenza, sa se il signor Richard Martin ricevette un qualche incarico dal governo degli Stati Uniti dopo la uccisione del giudice Falcone? Official post in Italy or in America? In Italia o in America? Dal governo degli Stati Uniti in relazione ad attività da svolgere con riferimento alle indagini sulla morte del giudice Giovanni Falcone. Non mi ricordo. Il signor Richard Martin ha dichiarato all'udienza del 9 luglio 1996 che nel 1992, dopo la strage di Capaci, io sono stato nominato Special Assistant Attorney, cioè assistente speciale della Procura federale dello stesso ufficio dove ho lavorato prima. Mi sono occupato di quello, cioè di questo incarico, per 1 anno e mezzo, quindi grosso modo fino alla fine del 1993. Dopo avere ascoltato questa deposizione di Mr. Martin, le ritorna alla memoria qualcosa oppure no? Yes, in our government, like your government, everybody gets promoted whether they have an interest or they deserve it. Nel nostro governo, anche come nel vostro, ognuno viene promosso con o senza meriti. And when a person is a senior official and they leave a post as important as Rome, E quando una persona ha occupato un posto importante come quello di Roma, they are usually given something more important to do after they return. di solito gli danno un incarico più importante, qualche cosa da fare quando loro ritornano in patria. The man who replaced Richard Martin La persona che ha preso il posto di Richard Martin qui is now the assistant to the head of the FBI, numero 2 o 3. adesso è il numero 2 e numero 3 dell'FBI, per esempio. It is normal after you leave. Mi scusi signor Non era Presidente, questa, la domanda era diversa. La domanda era Da diversa. posto che prende questo. Okay. Ricorda sempre questo incarico, Ecco, You remember him taking that job? non perché lo è. Yeah. non perché lo ebbe, I don't specifically remember, but it's very possible. Non mi ricordo, ma è sempre possibile. No, non si ricorda. non si ricorda. Because he wouldn't have worked with No. me after he went back. Perché non avrebbe comunque collaborato con me dopo il suo ritorno in America. Now, I must add here, Vorrei aggiungere, is that the clone? No, scusi, quest'ultima parte della risposta qual è stata? Non avrebbe collaborato comunque con me? says that he wouldn't have worked at all events with me. What do you mean by that? He would be reporting to my Department of Justice in my embassy
and they would be telling me, the person here in my embassy. Sì, non avrebbe avuto rapporti diretti con me, avrebbe parlato con il mio Dipartimento di Giustizia all'ambasciata, l'ufficio di affari di giustizia, Sì. e poi loro avrebbero riferito tutto a me, quindi sarebbe stato indirettamente. Quindi mi scusi se ho ben compreso questa risposta. Lei non è a conoscenza della attività svolta da Mr. Martin in questo incarico, pur durante l'ultimo periodo nel quale lei è stato ambasciatore degli Stati Uniti a Roma? Well, I knew what he was doing, but I didn't work with him on a daily basis. Sapevo quello che stava facendo, ma non è che ci collaboravamo quotidianamente. E in concreto, visto che se ho segnato bene una sua risposta, ha detto che tutto quello che riguardava Right. le informazioni sulla mafia passava dal suo desk, dalla sua scrivania, dalla sua stanza tra l'ottobre dell'89 ed il gennaio del 93. In quest'ultimo periodo, quello che invece in particolare veniva coordinato o diretto da Mr. Martin non passava dalla sua scrivania? Mr. Martin would work with my head of the Department of Justice, who would tell me what Mr. Martin or what Washington was suggesting we do and what they were finding. Mr. Martin lavorava con il mio capo dell'ufficio degli affari legali e poi lui mi avrebbe detto tutto quello che era stato detto e tutte le decisioni o istruzioni che venivano da Washington su come dovevamo comportarci. Any activity or any action taken by the American government would have to be approved by me. E qualsiasi azione o attività svolta dal governo americano doveva ricevere prima la mia approvazione. Questo lo abbiamo compreso, è sulla attività svolta, compiuta tra il giugno del 1992 ed il gennaio 93, epoca in cui poi l'ambasciatore Secchia ha lasciato il suo incarico a Roma, da Mr. Martin, che noi desidereremmo capire meglio quali fossero in concreto i rapporti. You must Quindi, mi scusi, non ho finito la domanda. Se ho ben compreso, l'ambasciatore Secchia non aveva rapporti diretti con Mr. Martin, ma questi rapporti erano mediati dal capo del suo ufficio affari giudiziari, è così? Sì. Il nome del capo dell'ufficio affari giudiziari in quel tempo? Ha dimenticato. They would do a dopo Martin e poi dopo questo persone. C'erano due persone, ma hai dimenticato i nomi. Mi dispiace, but in the Embassy of the United States there are 53 departments. Mi dispiace, ma ci sono 53 dipartimenti nell'ambasciata degli Stati Uniti. We had the fall of the Soviet Union, Avevamo la caduta dell'Unione the Gulf Sovietica, War, la guerra nel Golfo, changes in the Italian government. cambiamenti nei governi There italiani. was non lo much ricordo. going E on. c'erano tante cose. Non lo ricorda, insomma. What Martin was doing was bureaucratic. E i lavori di Martin era burocratica. It questo era il was suo lots lavoro. of paper, Ufficiale, soltanto carta, and they were finding out Oh, nothing capito. important. e non trovavano nulla di importante. Ricorda, Come quest'ultima parola? E non? And you said that they didn't find anything important. Well, they weren't reporting anything that seemed to be new. Ma non dicevano nulla di importante, non hanno notificato delle cose nuove e importanti. Simply always theories and ideas, Erano sempre teorie e idee, semplicemente, but nothing with ma fact. nulla di concreto. ho capito. Un'ultima domanda su questo punto. Sa l'ambasciatore Secchia chi nominò negli Stati Uniti Mr. Martin come Special Assistant Attorney? Assistant Attorney in the United States, do you know? I imagine the Attorney General. Immagino che sia stato No, no, non può immagino.
esprimersi in questi termini, se lo ricordo o no. Se lei lo sa, lo dice, se non lo sa, non lo dice o non lo ricorda. Okay? No. Non lo so. Non lo so. Sa che attività svolgeva in quel momento, cioè al momento della nomina, Mr. Martin? Martin was doing at the time he was appointed. Non lo so. Sa per caso che attività è ritornato a svolgere successivamente a questa nomina Mr. Martin? After he was appointed, He called me once or twice to talk about things that were regarding the department, his career since '93, but I don't remember what he did. mi ha telefonato 1 o 2 volte sulla sua carriera, più o meno quello che stava facendo, però non mi ricordo veramente di nulla di Ho capito. Mr. Martin was a mid-level person, not a senior person. Mr. Martin non era un personaggio di un certo livello. Sì, sì, abbiamo il piacere di conoscerlo. Yes, we've met him, we've had the pleasure of meeting him. Senta, se ho ben compreso, I understood right. l'ambasciatore Secchia, prima di venire a deporre stamani, si è informato con suoi ex collaboratori ed anche con persone che non facevano parte del suo staff allargato. Ha fatto il nome, ad esempio, se ho ben compreso, di James Session, ex direttore William Session. William Session, mi scusi, ex direttore dell'FBI. Ha consultato qualcuno per quanto riguarda la DAA? Yes. Chi in particolare? Lo dica in In particular italiano. Giovanni. DEA, Presidente, in italiano, ma siccome Sì, ci però, sono... però per il trascrittore è importante questo. Siccome ci sono delle grosse difficoltà di comprensione con Prego. l'ambasciatore Secchia, quindi è meglio... E allora vuole ripetere perché non ho seguito. se aveva consultato anche il responsabile, qualcuno per la DEA. Yes. Sì, Chi in particolare? Giovanni Costanzo. John Costanzo. He was my DEA capo in Rome. lui era il capo della DEA quando io ero a Roma. He is now the number 2 in Miami, Adesso è il numero 2 in Miami. Sì, which is the largest DEA office in America. Conosciamo anche John Costanzo. John Costanzo le ha mai parlato di un agente, di uno special agent della DEA a nome Anthony Petrucci? Anthony Petrucci, have you ever mentioned him to me? Non ricordo. Non mi ricordo. Ha mai... Italiano o americano? È un americano di origine italiana, Italo-americano. cioè i suoi genitori erano Mi italiani. dispiace, non ricordo. È un nome che non ha mai sentito nel corso della sua attività? Heard that name mentioned before? Say again. Lo può ripetere per cortesia il nome? Anthony Petrucci. Anthony. No, I'm sorry. No, mi dispiace, non lo conosco. No. L'ambasciatore, sempre che gli appunti siano esatti, mi pare che abbia detto che a partire dall'ottobre dell'89 una direttiva dell'allora presidente Bush relativa all'attività dei servizi segreti americani in Italia impose a questi ultimi di far conoscere tutta la loro attività all'ambasciatore statunitense a Roma. È corretta la mia interpretazione? Yes. Sì, Questo cosa significa allora? Pongo questa domanda. Che prima dell'ottobre dell'89 l'attività dei servizi segreti americani in Italia sfuggiva a qualsiasi controllo dell'ambasciatore statunitense in Sometimes
the ambassador was involved, sometimes they weren't. The letter of October 89 was prompted by the Iran-Contra affair, where there was work done by the secret services that did not include the ambassadors. A volte sì, a volte no. Però la ragione per cui Bush aveva scritto queste lettere nell'89 era in seguito all'affare Iran-Contra, quando alcune cose venivano svolte all'insaputa delle ambasciate e quindi hanno deciso per questo motivo di modificare le regole. There was a major investigation in the United States which involved Colonel North at the White House and various members of the secret services. C'era un'indagine nella Casa Bianca con il colonnello North ed altri membri dei servizi segreti. And many times they operated around the ambassador because they thought it was better to do that. E molte volte hanno scoperto che lavoravano dietro le spalle dell'ambasciatore senza contattarlo perché pensavano che fosse più efficace così. This allowed the ambassador to say, I non lo so. Che permetteva agli ambasciatori di dire non lo so. Sì, abbiamo compreso questa risposta, era preliminare alla domanda, che rinnovo perché la risposta non mi pare che sia stata fornita. Questo quindi significa che prima dell'ottobre 89 l'attività dei servizi segreti americani in Italia sfuggiva alla conoscenza degli ambasciatori statunitensi a Roma? No, it only means that there were activities in Portugal and Israel and Iran and Iraq and in Washington that avoided the embassies in those countries, and to prevent it from happening again, Bush changed the rules of engagement. No, vuol dire questo che prima dell'89, ottobre dell'89, c'erano delle attività svolte dai servizi in Portogallo, Israele, Iraq, Iran e a Washington che sfuggivano alle autorità e Bush ha scritto questa lettera per uniformare la situazione. In Italia invece tutte le attività dei servizi segreti erano conosciute dagli ambasciatori che si sono succeduti a Roma? The judge has told me I can't say if I just think, but I think so. Mi è stato detto che non posso dire quello che penso, però io direi di sì, penso di sì. Mi dispiace. Penso, ecco, qual era, se ci può fare capire, c'era una normativa o non c'era una normativa in tal senso? No, there was no rule at the time, but I believe that all information was shared with the ambassador. Non esisteva una precisa normativa, ma credo che tutte le informazioni comunque venissero portate a conoscenza dell'ambasciatore. Questa è una sua opinione The Department of Justice is not one of the secret services. Perché il Dipartimento di Giustizia non fa parte dei servizi segreti. E appunto io desideravo chiedere questa precisazione. Quindi su questo punto abbiamo compreso bene. L'attività dei servizi segreti non rientrava fra le attività governate dal Dipartimento degli Affari Esteri. Foreign Affairs is totally different than the Department of Justice. Ma gli affari esteri è un dipartimento completamente diverso dal Dipartimento di Giustizia. Senz'altro. Io intendevo dire dal complesso che ha nominato il signor Peter Secchia ambasciatore a Roma. Presumo che sia stata la Presidenza degli Stati Uniti. Non ho capito la domanda, scusi. Desideravamo essere sicuri dalle risposte che ha fornito fino a questo momento l'ambasciatore Secchia del fatto che i servizi segreti non avessero nulla a che fare con chi ha nominato l'ambasciatore Secchia e i precedenti ambasciatori in Italia. Of course. Naturalmente no. Era soltanto per essere assolutamente sicuri. Assolutamente senza dubbio. Ed allora ci vuol far capire meglio che cosa
è avvenuto dopo l'ottobre dell'89? Si è modificata questa normativa, cioè l'attività dei servizi segreti statunitensi all'estero è passata alle dipendenze degli ambasciatori oppure no? Yes. Sì, Quindi da quel momento non è esistita più alcuna attività dei servizi segreti che non fosse conosciuta dagli ambasciatori, almeno dagli ambasciatori americani a Roma. American ambassadors in Europe. Spero di sì. No? I don't know. I think everything was brought to my attention. How do I know? Io credo che tutto mi è stato riferito, non posso ovviamente dire sì, però penso che tutto sarà stato. E ci vuole spiegare come mai non ha questa certezza se aveva la responsabilità? You were responsible for it. How is it that you're not sure that everything goes through? Non l'abbiamo introdotto noi il tema, Presidente. Sì, no, ma la risposta sarà valutata dal pubblico ministero. Sì, Presidente, ma siccome non siamo sicuri di avere compreso fino in fondo, attesa anche la traduzione. Lui sa quello che gli è stato portato a conoscenza, questo ha detto. So you would tell me everything was broken Questo ha through. detto. No, Presidente, probabilmente non sono stato chiaro. Io vorrei essere sicuro che l'ambasciatore sta dicendo che la regola è questa. Così abbiamo capito. Va bene, se glielo facciamo dire 2 o 3 volte può darsi che... Sì, Presidente, la legge ha detto questo. La regola ha detto che tutto veniva riferito And all'ambasciatore I have no example of the rule ever being disregarded. e non ho nessuna conoscenza di un caso in cui questa regola è stata disattesa. Ho capito. A questo proposito, è passato dalla sua scrivania, dal suo desk, On your desk. anche qualche informazione riguardante, ad esempio, la filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro avente sede a Roma? Nazionale del lavoro which was registered in Rome? No. No. A conoscenza, mi scusi, no, mi basta il no, mi scusi. Informazioni sì, ma Lo deve solo spiegare, rumore. deve spiegare questo. Presidente, posso fare un'altra domanda? No, faccia spiegare. Ah, va bene, allora lo facciamo in cooperazione. Facciamo completare. There was information every day on all of these subjects. Avevamo delle informazioni ogni giorno su tutte queste materie, Because we have people who read all the Italian newspapers and tell us what they're saying. perché abbiamo un rapporto dalla nostra gente che legge tutti i giornali, tutti i quotidiani italiani per riferirci. We have friends all over the world. No, mi scusi, non ci interessano i giornali, chiarisco la mia domanda. Se ha avuto informazioni You have any- per ragioni del suo ufficio, provenienti dai servizi, provenienti da un qualche organismo pubblico statunitense. No, no, Prego? no, No. no. E ha avuto allora attraverso i giornali notizia di qualcosa riguardante about anything finanziamenti regarding funding, finance, svolti, cioè finanziamenti concessi da questa filiale statunitense di una banca italiana branch bank of this a governi nei cui confronti government's il governo statunitense aveva disposto l'embargo internazionale? it's placed an international embargo upon The BNL, BNL, yes, the Atlanta branch. the Atlanta Bank is BNL. Do you have any information about this? Sì, Sì, Quindi lo ha appreso soltanto dai giornali. only from newspaper reports. sì, but we have many friends all over the world who report. Sì, ma anche da altri amici, perché abbiamo amici in tutto il mondo che ci mandano delle It doesn't informazioni. mean it's the truth, Non vuol dire necessariamente che but we heard. Mi scusi, il termine amico è nella accezione comune, cioè amici personali, privati? friends or in another No, government friends. amici di governo. E quindi ha avuto questa informazione da organi ufficiali o in maniera diversa? O informally or what. From everywhere. Da tutte le fonti. Ma poco fa, se ho compreso bene la risposta, ha detto che dalle fonti ufficiali e principalmente dai servizi segreti non aveva avuto notizia. You didn't have any information about this. I don't remember saying that. The question was, did I have information? The question was not, did I have government information? La domanda non era se ho avuto delle informazioni governative, ma se ho avuto informazioni e basta.
Quindi sta ponendo una differenza fra informazioni governative e informazioni dai servizi segreti. Yes. Services. No, I draw a difference between information that comes from many sources and information that has been verified by official sources. No, io faccio una distinzione tra informazioni in generale e informazioni che sono state vagliate da fonti ufficiali e verificati. Mi scusi, denuncio In Italian, it's difficult to understand. denuncio la mia incapacità di comprendere. La domanda che pongo è specifica. Ad esempio, sulla Banca Nazionale del Lavoro filiale di Atlanta, ha avuto informazioni da fonte servizi segreti statunitensi oppure no? Non ricordo. I think I did, but I can't say I think. Non ricordo, penso di sì, però non posso dire penso, quindi dico non ricordo. Every day in the American Embassy, you receive information from all sources. Today, the Corriere della Sera said. Today, President Cossiga said. Today, and all of this is in a pile of papers. Some of it is official, some of it is just repeat information. Ogni giorno all'ambasciata americana riceviamo delle informazioni di tutte le fonti possibili, dicendo per esempio oggi dice il Corriere della Sera, oggi il Presidente Cossiga ha detto, eccetera. Di queste informazioni alcune sono ufficiali, altre no. Va bene, compreso. Abbiamo compreso a questo punto. Senta, ambasciatore, sa se durante il periodo nel quale lei è stato ambasciatore a Roma è stato ucciso in Italia un europarlamentare? Noi ci opponiamo a questo, siamo risolti, No. Le domande sono simili a quelle poste al generale Walters per comprendere le informazioni che un ambasciatore italiano e americano in Italia aveva della situazione italiana, quindi rientra. Abbiamo ammesso le domande quando c'è stato il generale Walters e le ammettiamo anche oggi. Prego. Sì. Ricorda il nome e il luogo? No. E ci può spiegare cortesemente come ha detto alla prima domanda sì e alla seconda no? Okay. The reason I remember the issue and not the details La ragione per cui mi ricordo l'episodio ma non i dettagli is because I read Italian newspapers. è perché leggo i giornali italiani. For 5 years I've been reading about Da 5 anni leggo Moro, Bologna, Ustica, Come Verdi. quindi di queste materie leggevo durante 5 anni su So questi I argomenti, can't remember who and what happened. ma non mi ricordo né quando né... Per orientarlo nel tempo, ad esempio Grazie. immediatamente prima o quasi immediatamente prima della strage nella quale perse la vita il giudice Falcone. The killing of Falcone. It happened. What was immediately before? This Euro parliamentarian that was murdered. Do you know? No. The incident, but not. Senta, ambasciatore, mi scusi, se ho ben compreso, Understood rightly. sempre nel corso di quella risposta In the answer con la quale ella ha comunicato che a partire dall'ottobre dell'89 October 89, tutte le informazioni sui rapporti eventuali intrattenuti da italiani, compresi gli uomini politici, con la criminalità e con la mafia, passavano dalla sua scrivania. Desideravo rivolgerle questa domanda. Ricorda do you remember
In questo caso per grandi linee, poi eventualmente scenderemo nel dettaglio. Le principali informazioni, o se vuole la principale informazione che durante questi 4 anni ha ricevuto sui rapporti esistenti tra personaggi italiani e tra questi personaggi pubblici italiani e il mondo della criminalità mafiosa? In generale, quello che ricorda su questo tema. Only the accusations in the Italian press. Solo le accuse nella stampa italiana. Quindi se ho ben compreso mi confermi questo mio dubbio. I servizi segreti nel periodo ottobre 89, gennaio 93 non hanno fornito alcuna informazione all'ambasciatore Secchia su questo punto? Which point? The point about public officials being involved with mafia crime. Presidente, ask him why he can use the word doubt and I can't use the word. Vuol sapere perché lui può usare il termine dubbio, eccetera, io non posso. No, lui chiede un chiarimento, questo è il problema. Lui chiede un chiarimento a lei deve dare delle risposte precise. È chiaro? What is the question? Può ripetere per cortesia la domanda? Sì, se l'ambasciatore può indicare anche una sola informazione fornita dai servizi segreti americani a lui, ambasciatore americano a Roma, nel periodo ottobre 89, gennaio 93, sui rapporti politica, mafia, uomini pubblici italiani, mafia, anche non politici. Even if they weren't politicians, did they ever refer to that at all in that period? Any politician? Any politician or not politician? Member of parliament? Public officer? Mayor? Public official? Sindaci? Qualsiasi? Guardi, personalità di qualsiasi tipo, dall'industriale al libero professionista all'uomo pubblico in quanto eletto, eccetera. Sure, yes. Certo. È una sola informazione, diciamo la principale, poi eventualmente scendiamo nel dettaglio. Ma non posso dare dei nomi, non posso fare dei nomi. On secret of state. È un segreto di Stato. The question here is Andreotti and the administration of Andreotti. La questione qui è Andreotti e la sua amministrazione. Absolutely nothing. E su questo, su Andreotti e l'amministrazione Andreotti, assolutamente niente. Cioè esiste un segreto di Stato su queste informazioni? This is under state secret, is it all of this information? Well, of course, there were businessmen dealing with organized crime. There were businessmen dealing with the Soviet Empire. There were many things that we were watching, but these are not to be discussed. Ovviamente c'erano uomini d'affari che collaboravano con il crimine organizzato, con l'Unione Sovietica e tutto il resto. No, noi parliamo di crimine organizzato in Italia, io non sono stato chiaro I forse. cannot speak about that because that was all part of my job. Io non posso mai parlare di queste cose perché fanno parte dei segreti inerenti nel mio lavoro. Quindi è stato sciolto dall'obbligo di questo segreto solo relativamente al presidente Andreotti? You've been freed from this secrecy only as far as Andreotti. No, I'm free to say when then nothing has happened, but I cannot say if something has happened. No, io sono libero a rispondere negativamente, ma non sono libero a dire sì, è successo questo o quell'altro. It is not fair to those who were accused because they haven't had their day in court. Perché non sarebbe giusto verso coloro che erano stati all'epoca accusati di qualche cosa perché non hanno avuto la possibilità di difendersi davanti a un tribunale. Presidente, crediamo che se la situazione, diciamo, giuridica dalla quale è vincolato l'ambasciatore Secchia è questa, la sua testimonianza sia una testimonianza... Questa valutazione la faremo dopo, pubblico ministero. E quindi per capirlo... Nelle controesame.
Bene, allora fatta questa, ho preso atto di questa riserva. With this reservation, Sì. Un'informazione preliminare, se la consente il Presidente del Collegio. Come avviene l'autorizzazione, la richiesta e l'eventuale autorizzazione ad essere sciolti in tutto o in parte da un segreto nella situazione attuale? Chi lo ha sciolto da un segreto o chi lo ha vincolato, l'attuale amministrazione o la precedente, cioè quella che lo aveva nominato? or the previous administration that appointed you. I have permission from no one to come here. Non ho ricevuto il permesso da nessuno per essere presente I qui. came here because I wanted to come, Sono venuto qui perché volevo venire qui, because I think this man is a great statesman. perché considero questo signore un grande statista. Presidente, non ho compreso la risposta alla mia domanda. Se magari vuole Questa è la intervenire. risposta, pubblico ministero, prendiamo atto di questa risposta, poi valuteremo in altre sedi di discussione e di decisione. There is nothing, no information that I have given today that was secret. Io non ho dato oggi nessuna informazione che era vincolata dalla segretezza. Oggi. Qual è l'autorità Which authority degli Stati Uniti competente a sciogliere dal segreto? can allow you to take the secrecy now? Non so. In America, the people make decisions, not the government. No, but who can... I am here on my own. I have a sworn position of diplomatic immunity, not to talk about secret issues. Io ho giurato di non parlare di questioni coperte dal segreto. Sì, questo l'ho capito, io volevo sapere, nella legislazione americana, In American legislation, qual è l'autorità pubblica che ha la competenza a sciogliere dal segreto in questo caso? Non lo sa, pubblico ministero. Non sa neanche se è il Presidente degli Stati Uniti? does it Non lo so, exist? basta. Non so. You don't. Lei sa se esistono Do you know whether presso la CIA the CIA dei fascicoli has any file attualmente coperti da segreto currently covered by secrecy riguardanti, relating No, I don't know. non ha fatto neanche la domanda, the question? Vabbè, faccia completare. Let him finish the question. riguardanti queste persone. Relating to Prima persona, senatore Giulio Andreotti. Mr. Andreotti or given secret files on I have nothing. Sa dell'esistenza di fascicoli, sa di questa esistenza di fascicoli presso la CIA. But President, you're asking me not to say what I think, only what I know. Lei mi sta dicendo di dire solo quello che so, non quello che penso. I think they do, Quello but I che don't know. sa, quello che sa. Non lo so. Sa che esistono dei fascicoli presso la CIA coperti dal segreto, Non lo sa. riguardanti persone. On anybody at all? E in generale vorrei spiegare intanto se esistono dei fascicoli segreti. Punto. Seconda domanda. Prima Non domanda, vorrei ora che- vediamo se cosa risponde alla prima domanda. No. Non lo sa. E allora è inutile. Non sa se esistono dei fascicoli segreti in generale. Sì, vorrei aver capito bene, in generale, quindi a prescindere dalle I persone. don't know. I didn't work for the CIA. Non lo so perché non ho mai lavorato con la CIA, quindi non posso dire di sì che esistono. Lei ha mai sentito, lei nel periodo in cui è stata in Italia, ha mai sentito parlare di una persona che si chiama Vito Ciancimino? Here mentioned the name of Vito Ciancimino. No. Quindi non sa neppure chi sia. You don't know who Se non ha sentito mai parlare, scusa. Non ricordo. Ah. don't remember. Ha mai sentito parlare di una persona che si chiama Lima? The name Lima. Sì. Chi era? Who was Lima? Lima was involved with the bank. Lui aveva a che vedere con la banca. Aveva?
Lui aveva qualche Non rapporto con la banca? non ricordo. Tell me more. No, se lei mi può dare più informazioni. No, le informazioni non si danno, lei sta rispondendo alla domanda. Le dico il nome, le dico il nome, Salvatore Lima. Salvatore Lima, does that mean anything to you? It's familiar, but I can't remember the issue. Sento, sì, ricordo il nome, ma non mi ricordo Non ti ricordo. le circostanze. Neanche che professione facesse, non si ricorda. What his job was? No. Senta, poco fa, nel rispondere alle domande dell'avvocato Coppi, ha parlato di un incontro del G7 About this meeting, the G7 summit. e ha fatto riferimento a la signora Thatcher, Referred to Mrs. Thatcher. perché io non ho capito. No, I did not. I referred to other meetings where issues came about. The Thatcher issue was a NATO meeting in 91. No. There are many different meetings. Va bene. C'erano molte riunioni diverse, ma con la questione della Thatcher era una riunione della NATO. Ho capito. A me comunque interessava la questione della Thatcher, qualunque fosse. Non ho capito qual era questa questione, se ce la può spiegare. No, what I said, there were times when President Andreotti and I disagreed or we were not involved in his decision. Io ho detto che c'erano delle occasioni in cui io non ero d'accordo con il senatore Andreotti, oppure quando io non avevo a che vedere con le decisioni che lui aveva preso. And I used an example that there were times when things happened that we were not involved with. E volevo dare un esempio di alcune cose che sono venute fuori in cui noi non avevamo un diretto rapporto. And history will show that that particular meeting was the beginning of the end for Mrs. Thatcher. E effettivamente la storia dimostrerà che quella riunione era l'inizio della fine della signora And Thatcher. it was a surprise to us. Ed era una sorpresa. Comunque non anche per noi. non ha rilevanza il problema della signora Thatcher. Presidente, io volevo capire se Pubblico Ministero Yes. era in disaccordo con il senatore Andreotti, non interessa, è un problema che non riguarda assolutamente. Presidente, siccome io non so che cosa è accaduto, non so che Sì, cosa ma ha nulla di detto, rilevante ai fini del processo. cosa ne so io se non era rilevante alla fine del processo? Se c'è stato, Non ha a che fare con niente del processo. Il pubblico ministero. evidentemente il Presidente ha capito qualcosa che non Certo, ho abbiamo capito. capito tutti che era una questione riguardante il senatore Andreotti e la signora Thatcher, aveva fatto delle valutazioni sull'Italia, qualcosa del genere. Ma riguardava la lotta alla mafia, sì. No. Come lo sa, Presidente? Io non lo so. Non lo so. Posso chiedere se riguardava la lotta alla mafia questa questione? No. Oh, Non avevo nulla a che vedere con la mafia, il commento della signora Ultimissime domande sui suoi rapporti con il giudice Falcone. Intanto la prima è questa, signor ambasciatore. Lei quando ha conosciuto il dottor Falcone? In che anno? Non ricordo. Prima 92, l'anno 2 anni, non ricordo. We had worked together many times over 2 or 3 years, but I don't remember. Abbiamo collaborato molte volte per 2 o 3 anni, non mi ricordo esattamente l'anno in cui ci siamo conosciuti. Ma più o meno dico... Ho detto 2 anni prima del 92, 2 anni prima del 92. 2 anni prima del 92. Del 92, quindi in quel periodo, ecco, quando lei lo ha conosciuto, che attività svolgeva il dottor Falcone? He was working on with Americans on a joint project against organized crime. Stavo collaborando con gli americani su un progetto contro il crimine organizzato. E si trovava, ricorda dove prestava la sua attività? Era al Ministero di Grazia e Giustizia con il ministro Martelli? With Martelli o Wolf? Non ricordo. No, Martelli was not Minister of Justice at the time. Martelli non era comunque ministro di Vassalli. giustizia, era Vassalli in quel periodo, But I don't remember ma non mi ricordo where Falcone was. dove. Ma sa l'ambasciatore se il dottor Falcone ha lavorato mai con il ministro Vassalli? Ever worked together with Vassalli? Non ricordo.
perché a noi risulta dalla testimonianza in questo processo del ministro Vassalli e del ministro Martelli che il dottor Falcone ha lavorato al ministero solo col ministro Martelli. Questo lo può aiutare ad orientare il suo ricordo? No, I can't remember when. Non mi ricordo. E comunque, qual era per quello che gli risulta personalmente, il credito presso il governo degli Stati Uniti del dottor Falcone? Oh boy. After the assassination, he was a saint. Before the assassination, there were always questions on his conclusions. Dopo il suo assassinio è diventato quasi canonizzato, mentre prima c'erano dei dubbi su alcune delle sue conclusioni. Cioè dei dubbi sull'attività che aveva svolto, che significa conclusioni? Well, there were people on his staff who would reach conclusions that our people felt had to have more evidence, needed to have a bigger and better, more deeper investigation. Comunque, pubblico ministero, lei sta chiedendo un giudizio sul dottore Falcone. Presidente, ho premesso per quello che gli risulta, siccome ovviamente l'ambasciatore di un paese... Giudizio, però. Sempre giudizio, le dico. Ma è il giudizio di uno Stato, non è il giudizio di una persona, Presidente, quindi è un fatto. No, sempre giudizio è... We were happy with my government was happy with the progress. Comunque già aveva risposto, poi saranno valutate queste risposte. Mi pare che stia già dando una risposta, se ce la vuole tradurre gentilmente My government was very happy with the progress that Falcone was making. Il mio governo era molto contento dei progressi fatti da Falcone. And after the assassination and the meeting that I discussed earlier, e dopo il suo assassinio e dopo la riunione di cui ho riferito prima, 2 months later when Borsellino was killed, quando Borsellino è stato ucciso 2 mesi dopo, I believe he was killed on a Sunday afternoon. Che era una domenica pomeriggio, se non mi ricordo By male. 6 o'clock that evening, the Minister of Justice, it was a new one, I think Mancino, I can't remember, non ricordo, the nuovo Ministro Mancino, he went to Palermo Sunday night. E entro le 6 di quella sera il nuovo ministro di Grazia e Giustizia Mancino è andato a Palermo quella stessa sera. And the legislation that had been changed with the understanding of the problem with the forensic team for the Falcone investigation. E la legislazione cambiata per permettere questa squadra di tecnici americani. Sì, ma su questa ha già fornito una risposta. Wait a minute, but that evening, Ma quella stessa sera the forensic team left and arrived in Italy in less than 24 hours, and within a week we knew who stole the car, what kind of explosives, and what had happened. Però volevo semplicemente dire che loro sono venuti in 24 ore e dopo una settimana sapevamo chi ha rubato la macchina, che tipo di esplosivi hanno usato e tutte le circostanze del reato. Because with Falcone we had to wait many days because of the complications. Perché con Falcone dovevamo aspettare molti giorni perché c'erano delle complicazioni burocratiche. Vabbè. Scusi, l'ultima domanda anche in relazione a questa risposta. Sì. Sa perché il governo americano era così interessato a conoscere quello che si poteva conoscere sull'omicidio, a collaborare meglio nelle indagini per scoprire tutto quello che si poteva scoprire sui mandanti e gli esecutori dell'omicidio di Giovanni Falcone? Yes, because we were very interested in the fight against organized crime. Sì, perché noi avevamo un grande interesse nel combattere la criminalità organizzata. We viewed Falcone and Borsellino as friends. Noi consideravamo sia Falcone che Borsellino i nostri amici. And as the ambassador of the United States, In qualità di ambasciatore degli Stati Uniti, I refused to allow friends to be left alone, but to bring the best and the most proficient technicians
to find out who had killed them. Io mi rifiutavo di lasciare gli amici soli e insistevo che portassimo i migliori dei nostri tecnici per aiutare a scoprire chi li aveva ammazzati. My government and Mr. Sessions agreed with me. Il mio governo e il signor Sessions erano d'accordo con me. By 6 o'clock in the evening of the day of Borsellino's assassination, an airplane full of specialists was at the Washington airport. E entro le 6 della stessa sera dell'assassinio di Borsellino avevamo l'aereo con i tecnici pronti all'aeroporto per decollare. And they were here the next morning, Erano qui il mattino dopo and they solved the case. e hanno risolto il caso. And a lot of that was the result of the legislation that we received the previous June, E questo è stato in gran parte dovuto alla legislazione che era stata fatta il giugno precedente with the cooperation of President Andreotti. con la collaborazione del Presidente Andreotti. Un'ultima domanda. Sa da quanto tempo era sorto questo interesse del governo degli Stati Uniti per combattere la mafia, per intraprendere questa lotta contro la mafia in Italia? No, No, many years. molti anni. Come si chiama? E come si era manifestato questo interesse per intraprendere questa lotta? We gave much support to the services of Italy, Noi abbiamo dato forti appoggi ai servizi italiani, forensic, microwave transmissions, electronic, con informazioni forensiche, electronic informazioni elettroniche, Sì. microonde, people, persone, anche personale, and we worked very close. collaborando molto strettamente in questo Con i servizi italiani. E allora sospendiamo per 10 minuti e poi sentiremo l'ambasciatore Raab. Può andare, ambasciatore, può andare. Ambasciatore Raab, lei ha parlato di Al D'Amato e Rudy Giuliani. Può dirci con esattezza chi è o chi era Al D'Amato? Al D'Amato, at the time he came to see me, was the United States Senator. He still is the United States Senator, and he is running, I think, for this year. So he's had a number of terms, and a senatorial term in the United States is 6 years. Al D'Amato era ed è tuttora senatore americano e lui è stato eletto diverse volte, rieletto diverse volte. Sa di eventuali rapporti tra il senatore Al D'Amato e la cosiddetta comunità italo-statunitense che operava in New York City o nello Stato di New York? In New York City and in New York State. Well, obviously, Senator D'Amato, whose basic origin is Italian, would know and have communication with the so-called American Italian community, as he did with every other community, whether it was the German or the British, but at any rate, of course he has. Ovviamente, essendo d'origine italiano, il senatore D'Amato avrà avuto dei rapporti con la comunità italo-americana e come ha avuto con altre comunità, comunità tedesca, comunità britannica, eccetera, quindi sì, certo. È un'ipotesi oppure è certo di questi rapporti con questa comunità? Well, I know that he speaks before them, but so do all the other candidates for office, whether they're of Italian origin or not. In order to win office in the United States, you better be in good shape with every type of racial or ethnic group.
Io so soltanto che lui fa dei discorsi davanti alle riunioni di questa comunità italo-americana e come qualsiasi candidato politico deve farlo con loro e con altri, perché altrimenti non vince le elezioni. Per precisare intanto la collocazione politica, il senatore Aldamato è eletto o è stato eletto senatore in rappresentanza di quale partito? Del Democratico o del Repubblicano? He was elected for the Republican Party. Per il Partito Repubblicano. Ambasciatore Raab, è mai venuta alla sua attenzione, alla sua conoscenza il fatto che la comunità italo-americana, italo-statunitense fosse stata infiltrata da personaggi di chiara matrice mafiosa, visto che anche negli Stati Uniti usate il termine mafia? I know of no infiltration by members of the mafia in the basic Italian community there. There have been many trials taking place, but none of them have indicated that the members of the American mafia are working against, are working inside the respectable, regular Italian-American community. Io non sono a conoscenza di nessuna informazione che indichi che la mafia abbia infiltrato la comunità italiana ufficiale. Ci sono stati molti processi, però non hanno mai trovato prove dell'infiltrazione mafiosa americana dentro la comunità ufficiale, diciamo rispettabile italo-americana. Per comunità italiana, italo-statunitense rispettabile, ufficiale, che cosa intende? Cioè coloro che venivano eletti da questa comunità o coloro che facevano parte di questa comunità? I mean practically most of the people whose origin traces back to Italy who live in the United States. Businessmen, businesswomen, people in public life, people in teaching, people in the shopkeepers, everybody. They are a very important and respectable element in the American community. And I can say this because I, having left this post, and my wife feeling exactly the same way, we have developed a great fondness, a great affection, a great respect, regard for Italy, and we have worked very closely with the Italian community. So I think I know more about it than just the surface. Quando dico la comunità rispettabile americana, voglio dire la maggior parte degli americani di origine italiano. Parlo di uomini e donne d'affari, gente nella vita pubblica, insegnanti, negozianti, e ci sono delle persone importantissime che sono membri della società americana altamente rispettabili. Devo aggiungere che sia io che mia moglie, dopo aver lasciato l'Italia, dove abbiamo sviluppato una stima e un affetto molto profondo per l'Italia, abbiamo frequentato abbastanza assiduamente la comunità italo-americana e collaboriamo con loro molto strettamente e le conosciamo molto bene. Phil Guarino è un esponente o è stato un esponente di questa comunità italo-americana? Scusi, il nome? Phil Guarino, Philip Guarino. Do you know somebody called Philip Guarino? Is he a member of this respectable Guarino? Phil Guarino. Do you know Phil Guarino? I know Is he a member of the respectable Italian community? I don't know of any Philip Guarino. I know of no Philip Guarino. Non conosco nessuno di nome Phil Guarino. Mai sentito nel corso della sua vita? The only one I know is a former congressman of great respectability
who his name is Frank Guarini, but I do not know this. Almeno che non sia Frank Guarini, perché No, no. proprio Phil Guarino, Philip Guarino. Sorry. I'm sorry, I do not know. Mi dispiace, non La sua attività ufficiale era di lobbista per conto del an official lobbyist, Partito Repubblicano Republican Party. I have never been a lobbyist come espressione proprio della comunità italo-statunitense. US community. No, no, I am not. I have never been a lobbyist for anybody. I have never taken any compensation for anything like this. And as a matter of fact, my interest in the Italian community really stems from the fact that I came here, I saw, and I was conquered. Non sono mai stato lobbyista per nessun gruppo, non ho mai ricevuto remunerazione o compensazione. Mi scusi, non era la domanda rivolta a lui, io ho detto che Phil Guarino era un lobbista. Tra l'altro il lobbismo è un'attività pubblica negli Stati Uniti, per questo mi sono permesso di fare la domanda. It doesn't ring a bell. No, il nome non mi suona. Sa per caso se Michele Sindona Michele Sindona. ha avuto rapporti con la comunità italo-americana di New York City? New York City. Caso se Michele Sindona Michele Sindona. ha avuto rapporti con la comunità italo-americana di New York City? New York City. No, I don't recognize the name. I do want to say this in all fairness to you, that maybe if I saw them, I might recognize them, but those two names do not have any meaning for me. Non riconosco il nome. Questi due nomi non hanno nessun significato per me. Non ha mai, cioè, se ho capito bene, non ha mai sentito nominare Michele Sindona? Michele Sindona. Michael Sindona, Michele Sindona. No. Never heard. No. Che attività svolgeva l'ambasciatore Raab tra il 1974 ed il 1980? 1980. What was your position? In 1974 to 1980, I was a lawyer in one of the very big law firms, over almost 200 lawyers, in New York, and I was a senior partner. Nel 74 io ero il socio principale di uno studio di avvocati, di 200 avvocati, uno dei più grandi di New York. And I also took on, without compensation, special assignments that the presidents of the United States, Republican and Democrat, this includes Johnson and others, gave me, such as being chairman of the American delegation to UNESCO in Paris, the World Bank, being chairman of the American group in settlement of investment disputes in the World Bank, in being on the presidential panel for India, Pakistan, and Bangladesh. There are a number of these. So I was always plus the fact, pro bono or foundations and causes. Io posso dire che ho lavorato anche gratuitamente per incarichi affidatimi dal presidente, sia i presidenti repubblicani che democratici in America, Johnson ed altri, e sono stato anche nominato presidente di varie delegazioni. Mi scusi, forse la mia domanda non è stata compresa. Non chiedo il curriculum dell'ambasciatore, desideravo sapere tra il 74 e l'80 le sue principali attività quali erano state. Nel 74, mi sembra di capire, faceva l'avvocato, era socio di un importante studio legale newyorkese. Poi a seguire 75, 76... 77, did you continue as a lawyer with this firm? The firm had, I said 200, it had about 285 lawyers in it. That you continued in the I continued for a while with that firm, and then at the present time, from about 19, that was when I returned. I continued for about 2 or 3 Presidente, in maniera sintetica, se gli possiamo dire, cioè non è che ci interessa. 75, 6 and 7, were you still? I was a lawyer.
Yes, until I was with, 1980. yes, I was a lawyer with the firm of Strzok and Levan. Sono stato membro di questo studio di avvocati fino all'80. Quindi nel periodo 74-80 ha fatto soltanto l'avvocato. Just a lawyer, but Sì. I had all these other activities. Soltanto avvocato, però con molti incarichi ufficiali, E compresi. questi incarichi ufficiali desidereremmo conoscere, Now let us look at these official postings. magari più importanti, ma in maniera proprio stringata, sintetica. Lui ha già nominato 5, dico quelli che ha detto prima? Sì, sì. Era presidente della delegazione all'UNESCO a Parigi, Sì. negli Stati Uniti, per il gruppo americano nella Banca Mondiale per dispute Quindi mi scusi, UNESCO, Banca Mondiale, e poi membro del comitato presidenziale per Bangladesh, India Sì. e Pakistan, e membro amministratore di diverse grosse corporazioni, società, ed anche membro di diverse fondazioni pro bono. sì. E in questo periodo, quindi, se ho ben capito, è stato comunque sempre negli Stati Uniti o ha passato gran You parte spent most of your time del suo tempo negli Stati in Uniti? that period, 74 to 80. Am known as an international lawyer in the United States. I have traveled everywhere, and as an example, last week I was in Ecuador, and the week before that in East Asia, and so it has been all during this period. I've traveled all over. Posso dire che sono avvocato di diritto internazionale e ho viaggiato in tutto il mondo. La settimana scorsa, per esempio, in Ecuador. Guardi, ci interessava 74-80 in questo momento. Ma mi scusi, se vuole tradurre, la domanda ultima era: tra il 74 e l'80 comunque ha passato gran parte del suo tempo negli Stati Uniti oppure no? Yes, I spent most of my time in the United States, but a good deal of time outside, traveling in connection with my legal duties. Quindi la maggior parte del tempo sono stato negli Stati Uniti, ma sempre viaggiando moltissimo Sempre viaggiando. per motivi di lavoro. Tra gli incarichi ufficiali ha menzionato pure quello presso la Banca Mondiale. We're on the Miracle Group in the World Bank as one of your official justices. Ha mai sentito in questo periodo e anche in relazione a questo suo incarico presso la Banca Mondiale di un procedimento per bancarotta fraudolenta e per il fallimento negli Stati Uniti della Franklin Bank, che era fra le prime 20 banche dell'intero territorio federale nel periodo 74-80? I think I have heard the name Franklin Bank and some problem, but I know nothing about it. Io ho sentito nominare dei problemi del Franklin Bank, però non posso dire di sapere i dettagli. E in relazione a questo che ha sentito sulla Franklin Bank, ha ricordo di un coinvolgimento del presidente della Franklin Bank, Michele Sindona? Michele Sindona? No. No. L'ambasciatore Raab ci ha ricordato di essere stato in quel periodo socio di uno dei più importanti studi legali di New York City. Ha mai avuto occasione nel corso della sua attività forense di sapere, di conoscere, di leggere sui giornali di un procedimento penale iniziato dal distretto orientale e dal distretto meridionale della Procura federale di New York contro Michele Sindona? Michele Sindona? I have absolutely no recollection of that. Non mi ricordo assolutamente niente. L'ambasciatore ci ha detto tra il 1981 ed il 1989 di essere stato il rappresentante diretto del Presidente degli Stati Uniti in Italia e che in tale veste tutte le cose più importanti
dovevano essere portate a sua conoscenza da tutti i suoi collaboratori, pena il licenziamento in tronco. Ricordo se durante il periodo in cui ha rivestito questa carica a Roma, Michele Sindona fu finalmente offerto in estradizione all'Italia dopo una lunga controversia con il governo degli Stati Uniti d'America? I have no recollection of that. Non mi ricordo di niente. Nessun ricordo. You don't remember anything about it? I seem to recall that now the name Sedona seems to hit a responsive chord, but I know nothing about him, and it's just that it sounds familiar. Il nome Sindona mi fa ricordare qualche cosa, ma non so che cosa mi porta in mente, non so nulla della questione. In questo periodo della sua carica di ambasciatore in Italia e dei rapporti con l'allora ministro degli esteri, onorevole Giulio Andreotti, a ricordo di azioni dell'onorevole Giulio Andreotti volte a sollecitare presso il governo degli Stati Uniti, attraverso la persona dell'ambasciatore Raab, la consegna di Michele Sindona, che risaliva ad almeno 6-7 anni prima da parte del governo italiano, affinché Sindona rispondesse in Italia, ad esempio, dell'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli? Giorgio Ambrosoli. The answer is absolutely no. Assolutamente no. Passiamo ad un altro argomento, visto che Sindona è un buco nero nelle conoscenze. Evitiamo i commenti, pubblico ministero. No, è una constatazione, Presidente. Evitiamo i commenti, questo è un commento. Vabbè, e allora lo ritiro se è un commento. Mi sembrava una constatazione. È un commento. Ambasciatore Raab, lei mi conferma l'esattezza dell'appunto che ho preso di una sua risposta ad una domanda della difesa, e cioè che nell'autunno dell'83, forse ai primi dell'84, il senatore Aldamato e presumo il procuratore Rudy Giuliani le vennero a sollecitare a Roma con preoccupazione il suo interessamento presso le autorità italiane per avere Tommaso Buscetta quale testimone in un processo in New York City? Prego, un istante, c'è... No, avvocato, mi deve perdonare, mi faccia fare la domanda oppure allontaniamo il test e facciamo la domanda. Non gli traduce. Presidente, mi deve scusare, ho motivo di ritenere, è un passaggio importantissimo del controesame. Ma scusi, le opposizioni si sta opponendo, perché non si può sentire l'opposizione? Presidente, mi scusi, in prevenzione sbaglierò, possiamo poi fare parlare il professore Coppi? Il professore Coppi fa opposizione alla domanda, sì o no? Ma siccome può darsi che sta facendo l'opposizione, faccia fare l'opposizione e pubblica l'opposizione. L'opposizione nasce da questo. Che possiamo prevedere, il tipo di opposizione. Presidente, possiamo chiedere che non venga tradotto l'opposizione? Non viene tradotta l'opposizione. Non va tradotto. Non va tradotta l'opposizione. Presidente, in questo momento no. Io questo lo capisco fino ad un certo punto. Lasci stare, avvocato Coppi, noi comprendiamo l'opposizione, il test non ha bisogno di capire l'opposizione. Siccome il pubblico ministero è partito chiedendo una conferma dell'esattezza di un suo ricordo
e ha fatto riferimento a dichiarazioni del testimone che secondo il ricordo del pubblico ministero avrebbe collocato questa... Presidente, rifaccio di nuovo l'opposizione, gentilmente se possiamo fare allontanare il test, perché come prevedevo si sta arrivando a quello che il test in nessun caso dovrebbe ascoltare, se vogliamo poi assicurarci la genuinità delle sue risposte. Evidentemente ha dei doni di divinazione il pubblico. Sì, molto spiccati anche quando le domande sono assolutamente chiare. Comprende l'italiano? No. Presidente, è stato 8 anni ambasciatore in Italia, intrattiene i suoi rapporti. Mi dispiace, io non lo faccio uscire, prego, faccia l'opposizione. E siccome ha detto che questo episodio si colloca, non ricorda con esattezza la data precisa, ha parlato di... Così ha detto il test, io ho l'appunto testuale. Non faccia fare l'opposizione, ma insomma... ha parlato comunque dell'autunno dell'83, ma con certezza ha detto prima del 1984. La domanda ecco, ma vedete, mi state già dando una cosa, io ho scritto primi 84. No, e invece ha sbagliato. Per cortesia, il pubblico ministero sta facendo l'opposizione. Presidente, per gentilezza, non esasperi i toni, non c'è nessun contrasto, stiamo... Ma quando mai? Lei che costringe ho chiesto soltanto un chiarimento e... Un chiarimento, sta succedendo un pandemonio. Certo, perché non c'è motivo. Sono costretto a farla sotto forma di opposizione, perché se non ci fosse questa atmosfera che spesso genera scintille, mi sarei permesso di dirle: guardi che il suo ricordo non è esatto. E il ricordo non è esatto perché il testimone ha proprio escluso che possa essere avvenuto. Mi va benissimo, era quello che desideravo sapere. E allora ritiro la domanda, Presidente. No, lo vede che non c'era ragione di fare. Presidente, cosa ha detto il testimone? Il testimone, collocando questo episodio nel tempo, pur non potendo ricordare il giorno preciso, ha detto che sicuramente è avvenuto prima del 1984 e ricorderebbe autunno. Mi scusi, sul punto, ecco perché c'era la domanda. La domanda qual è, pubblico ministero? Presidente, desideravo avere conferma se mi si dà la possibilità di parlare nella libertà. No, Presidente, se ritiene che ho parlato abbastanza io la ringrazio. Sta sollevando tutti i conflitti di questo mondo, mi costringe a far uscire il test, eccetera, ma io non lo capisco. Presidente, se a lei sfugge l'importanza di questo passaggio ed è legittimo che le sfugga, non sfugge né al pubblico ministero né alla ottima difesa del senatore Andreotti. Quindi se chiediamo, come in altri casi è avvenuto, che il test gentilmente venga invitato ad allontanarsi 5 minuti, non credo che contravveniamo ad alcuna prassi. Ci sono delle questioni di procedura, si fa questo. Andiamo avanti. E comunque mi va bene perché io ho un appunto autunno 83, primi 84, lei mi dice che invece testualmente è stata prima dell'84, ne prendo cos'è? No. E allora avevo segnato bene io primi, ecco perché volevo... Ed è questa la domanda, Presidente, si è alzato il professore per fare un'obiezione, io ho detto su questo punto per gentilezza non facciamo assistere il test, non credo che abbia chiesto nulla che sia meno che lecito. Ma siccome il test è immediatamente dopo precisato, sicuramente prima dello... Comunque, avvocato, io ancora non ho capito in che cosa consiste la sua opposizione. La mia opposizione sta nel fatto che non si può dare per certa all'inizio di una domanda una affermazione come fatta dal testimone quando alla difesa non risultano le cose in questi termini, perché altrimenti ovviamente il testimone stesso potrebbe essere fuorviato. Siccome il test ha poi precisato comunque certamente prima dell'84 e questa è stata la sua affermazione conclusiva, o gli si dice guardi che lei ha parlato di prima dell'84 e poi ha precisato prima dell'84, o altrimenti in questi termini la domanda è ammessa, pubblico ministero, faccia la domanda. L'opposizione respinse. Grazie Presidente. Quindi la domanda è in questi termini. Conferma di aver detto che il senatore D'Amato e il procuratore Giuliani vennero da lei, ambasciatore a Roma, allarmati nell'autunno 83, primi
mesi, io ho segnato primi 84, per sollecitarle l'utilizzazione, il suo intervento per utilizzare Buscetta come testimone in un importante processo che si doveva tenere o si stava svolgendo anzi in New York City e che si trovava in uno stato di stallo. Because the trial was held up because of this. They were public officers. Yeah, you answer the question. The answer to that question is that basically what has said is correct, that took place. But we must bear in mind also that the office of the ambassador to the United States is open to all American citizens, and particularly when public policy is concerned and members of the administration bring something to our attention. These were members of one was a member of the Senate and the other was a member of the judicial branch. And yes, the answer is that did take place. Quindi è corretto, sì, sono venuti in quel periodo. Bisogna ricordare che l'ufficio dell'ambasciatore è aperto a tutti e soprattutto chi ha incarichi istituzionali, e questi due, uno era senatore, quindi del membro del Senato, e l'altro era membro del ramo giudiziario del governo. Quindi vuole fargli ripetere testualmente in quale momento colloca questo incontro? The only thing that I would like to clarify in what I said was the time. I have not got that within my grasp or my memory, but it was someplace in within that period or beyond it. I do not want to say that it was definitely then. Otherwise, the statement is correct. Non posso essere estremamente precisi, per la mia memoria, non posso essere estremamente preciso su il momento esatto in cui è avuto l'incontro, però era in quell'arco di tempo che ho detto prima. I do not have any notes within my immediate possession to verify the dates. Non ho degli appunti che posso consultare per verificare queste date. A ricordo di quella che fu la richiesta che avanzò soprattutto il procuratore Giuliani, cos'era questo processo che si stava svolgendo a New York e che tipo di intervento sollecitava presso di lei per Tommaso Buscetta? Tommaso Buscetta, what did they ask specifically? What they asked for was to get someone who could tell the United States what the mafia really meant over here and there, to clarify it. Frankly, one of the real problems we in public life have had in the United States, and maybe this is not appropriate for me to say it here, but it's a little criticism of my country, and that is that too often they say everything is Italian mafia in the United States and elsewhere. And in this case, they wanted to have it made explicit. Lui mi ha chiesto di far sì che qualcuno potesse andare negli Stati Uniti per chiarire esattamente che cos'era e che cos'è la mafia in Stati Uniti ed in Italia. Il problema che abbiamo negli Stati Uniti, e qui devo criticare anche il mio paese, è che la gente dice mafia equivale Italia e loro volevano arrivare alla verità e volevano qualcuno che potesse chiarire questi aspetti. In quel momento, quindi nel momento di questo incontro, sa se Tommaso Buscetta aveva iniziato la sua collaborazione con le autorità giudiziarie di qualunque paese al mondo? I have absolutely no knowledge of what Buscetta had done then or since. Non ho assolutamente nessuna conoscenza di quello che aveva fatto o che ha fatto da allora.
Cioè non sa neppure che Buscetta ad un certo punto ha iniziato una collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana? All that I know was that the aid and assistance of the Italian authorities was vital to get him in the United States, because evidently Italy had first claim on him, and in this case they permitted him first to go to the United States. But the details of it I did not know then. I did not go into them in detail. I didn't try to find out every single little bit of what had taken place. I did my duty as a public functionary in order to help my colleagues in the United States government. Io sapevo che l'aiuto del governo italiano era essenziale e quindi dovevamo far sì che Buscetta andasse negli Stati Uniti. Poiché l'Italia avesse la priorità rispetto a noi per avere accesso a Buscetta, abbiamo chiesto alle autorità italiane di aiutarci, ma i dettagli sia allora che da allora non li so e non li ho neanche seguiti. Io ho fatto solo il mio dovere come funzionario pubblico per aiutare i miei colleghi negli Stati Uniti. Mi scusi, la mia domanda era leggermente diversa, cioè chiedevo all'ambasciatore Raab se ricorda che Buscetta, se sa meglio che Buscetta ad un certo punto della sua vita ha iniziato una collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana, oppure se anche questo non lo sa. I do not know that. Non lo so. È a conoscenza l'ambasciatore Raab che la materia che gli veniva sollecitata in quell'incontro, cioè una estradizione di Buscetta in favore degli Stati Uniti, per l'ordinamento italiano è di competenza dell'autorità giudiziaria italiana? Yes, and that was why we went to two of the top leaders in the Italian government to get their support in helping us on this famous pizza connection. Sì, ed è per questo motivo che mi sono rivolto a due delle personalità più importanti nelle istituzioni italiane per darci il loro appoggio per questa importante causa della Pizza Connection. Anche in questo caso, mi perdoni, la domanda mia era leggermente diversa. L'ambasciatore parla di richiesta di appoggio al governo italiano. Io ho chiesto se era a conoscenza, e la domanda è ovviamente retorica, che per l'ordinamento giuridico italiano in tema di estradizione la competenza si appartiene all'autorità giudiziaria, che non ha nulla a che vedere con i governi interessati. No, I did not. No, non lo sapevo. Non lo sapevo. Però quando dice governo, in inglese governo vuol dire istituzione. Invece per noi allora lo traduca come administration. Sì, ma lui ha detto governo, quindi lo so. So we went to the Department of Justice, Minister of Justice. Quindi è andato al Ministero di Grazia e Giustizia. Ma è a sua conoscenza che il Ministero di Grazia e Giustizia per l'ordinamento italiano è semplicemente il canale ufficiale attraverso il quale si chiedono le estradizioni o le estradizioni vengono richieste, e così pure il Ministero degli Esteri? No, I do not know the procedure, but I think that common sense would lead me to the two people that I did talk with. Non conosco le procedure, ma penso che il buon senso mi avrebbe portato comunque a queste due personalità. Ha preso contatti lui o qualcuno dei responsabili del suo staff
con autorità giudiziarie italiane? Judicial authorities, court authorities. No. No. Passiamo ad un altro punto. L'avvocato Martin, Mr. Martin, esattamente quando prese servizio presso l'ambasciata statunitense in Roma, riesce a ricordarlo? He was not a minor functionary, but between a minor and a top functionary, and we had 800 employees in the embassy throughout Italy. And I'm sorry that I can't give you dates on it, but I do know it had to be at the end period of my tenure of office. Non posso ricordare esattamente la data perché noi avevamo 800 dipendenti e funzionari in tutta l'Italia, dipendenti dell'ambasciata, quindi la data non lo so, però so che era verso la fine del mio mandato. E ricorda per caso quale fosse esattamente l'incarico rivestito da Mr. Martin presso l'ambasciata statunitense? Let me say, he was a capable man, that I recall. But his position was that he represented the Attorney General section of my government, just as we had people representing immigration, and it was broken up into different parts. There were representatives on the political, on the CIA, on every phase of it, transportation. They represented parts of our, what you call ministers and we call secretaries of the cabinet. And Dunque, so che era un uomo molto capace e il suo lavoro era di rappresentare l'Attorney General degli Stati Uniti, l'ufficio dell'Attorney General, perché nell'ambasciata noi abbiamo diversi uffici che rappresentano diversi rami dell'amministrazione, administration, e alcuni rappresentano il ramo politico. Sì, ho capito perfettamente la cosa. Quindi era il rappresentante dell'Attorney General. he represents the Justice Department, let's put it that way. Diciamo il Dipartimento di Giustizia. Ecco, perché gli stavo chiedendo, l'Attorney General negli Stati Uniti si identifica col Ministro della Giustizia? The Minister of Justice. Sì, lui è l'equivalente del Ministro della Giustizia. Era stato nominato Mr. Martin dall'Attorney General per quello che le risulta? The ambassador asks, when he has a vacancy, or the State Department asks the various ministries for suggestions as to who would go there. And there was no objection to him. He had been a lawyer in the office of the U.S. Attorney in the Southern District, and they suggested him. La prassi è che quando l'ambasciatore ha bisogno di riempire un incarico, loro fanno delle domande nei vari dipartimenti del governo, nei vari uffici del governo. Loro, scusi, è l'ambasciatore? L'ambasciatore sì. Chiede dei nominativi, proposte di candidati, e il suo nome è stato fatto e nessuno ha obiettato alla nomina di questo signore. Lui era prima un avvocato lavorando nel distretto meridionale di New York City. May I say further? Mi scusi, un attimo soltanto per capire meglio. Quindi la nomina è stata fatta dall'Attorney General oppure l'indicazione dell'Attorney General e la nomina è stata dell'ambasciatore Rudd? It obviously was not on the very highest levels, but the Attorney General, in theory, yes, appoints him, and I give my approval. And if I do not like the suggestion made, or not I, but any ambassador,
does not like the individual that is offered to them, he has the right of veto. Sì, effettivamente questo signore non aveva un incarico molto alto nella gerarchia, ma comunque il sistema è questo, che l'Attorney General fa la nomina e l'ambasciatore deve approvare e può anche imporre il veto sulla nomina. Una ultima domanda su questo punto. Le persone, se mi conferma intanto questa risposta, cioè che Mr. Martin, alla pari di qualsiasi altro impiegato o funzionario dell'ambasciata statunitense in Roma, avrebbe dovuto riferirgli ogni cosa importante fosse pervenuta a sua conoscenza. È esatta questa annotazione? A little modification to conform to reality. Quindi vorrei dire che cosa succede realmente, quindi è così in teoria, ma it may be that he does not regard it as important, but the important thing is, yes, if he is reporting something to somebody outside that home and does not first tell it to me, and then I am the one responsible for it, or the ambassador is responsible for it, that is wrong. It is not correct. Lo direi in questo modo: lui potrebbe non considerare una cosa importante, però se dovesse riferire una questione al di fuori dell'ambasciata senza prima dirlo a me, che ho l'ultima responsabilità in ultima analisi, allora avrebbe commesso un errore. E questo ovviamente si riferisce a ciò che viene appreso durante il periodo in cui si lavora presso l'ambasciata? In theory, yes. In practice, I do not know if something important is kept quiet. But if I hear about it, then he is not doing his job if it's very important and he does not report it to me. Or if he reports it to someone outside and does not go through me or through the ambassador, then it is wrong. Sì, in teoria sì, ma in pratica può succedere. Però se lui riferisce qualcosa all'esterno senza prima passare tramite me, cioè tramite l'ambasciatore, allora quello che fa è un torto che fa. Sì, questo lo avevamo compreso. La differenza tra in teoria e in pratica, se ci può chiarire, se ritiene, altrimenti... What I mean in theory is that if the individual comes upon something very important and keeps it quiet, how would I know about it? If I learn about it, then, or that I learn that he has spoken to someone outside so that I have to account for it and not have an explanation, then it is bad. What I meant in theory and practice. In theory, sometimes the individual may not be in a position to evaluate properly what the importance of something is. But if he does and he keeps quiet, how do I know about it? If I learn about it and he keeps quiet and I know he knows what it means, that's what I meant by in practice. Sì, quello che intendevo dire quando parlavo di teoria e pratica è questo: se un individuo sa qualcosa di importante e non lo rivela, non lo riferisce, come posso sapere che sa qualche cosa? Se poi lo sento da terzi, che lui ha riferito delle informazioni a terzi, allora mi deve dare una spiegazione. Però c'è anche il caso, in pratica, che
tale individuo potrebbe anche non apprezzare il valore e l'importanza della questione che sa. Quindi non posso dire sì o dire no, perché se sono cose che succedono e che non conosco, allora non posso rispondere alla domanda. Desideravo chiedere se l'ambasciatore ha mai sentito parlare di una persona che si chiama Vito Ciancimino. Someone called Vito Ciancimino. The answer is no. No. Se ha mai sentito parlare di una persona che si chiama Salvo Lima. A man called Salvo Lima. Yes, I think I did. Was he a government official? Was he a government official? Era un politico, un membro del governo. Un membro del governo? Government official, cioè l'amministrazione, il government official, è un pubblico ufficiale, pubblico ufficiale, diciamo. Public office deal. È difficile In the tradurre south, government official in the south of Italy. nell'Italia meridionale. Then I did hear the name. Allora ho sentito il nominare. Lei sa se l'onorevole Andreotti conosceva questa persona che si chiama Lima? Andreotti knew this man called Lima? No, what I did know was that he evidently had some friendship, and that's what sticks in my mind, with President Kennedy, or some representative of Kennedy. Salvo Lima? No, Lima. No, l'unica cosa che so è che lui aveva un rapporto di amicizia con i Kennedy. Chi? Con il presidente Kennedy. Questo Lima? You mean Salvo Lima? I think so. I think this Credo is di what, sì, this is what è quello che ricordo vagamente che so at least avesse he was un, known to them. At least he was. o almeno era That's un all that conoscente. I cannot give you a strong answer on that. I'm giving you something that I'm reaching for. Sì, non posso dare una risposta definitiva, è qualcosa che sto cercando di ricordare. But insofar as Senator Andreotti is concerned, no, I never heard of the connection. Ma non so di nessun rapporto fra lui e il senatore Andreotti. Quindi tra Lima e Andreotti. Fra Lima ed Andreotti. Volevo chiedere se ha mai sentito parlare delle persone di cui ora farò il nome. These people now, I give you the names. If you've heard of them, let me know. Michele Greco, Michele Greco. No. No. Stefano Bontade, Stefano Bontade. No. No. Salvatore Inzerillo, Salvatore Inzerillo. No. No. Salvatore Riina, Salvatore Riina. No. No. Frank Coppola, Frank Coppola. I can't place it. Non so situare il It's an nome, American name. ma è un nome americano. sì, no, è un siciliano. It's a Sicilian. No. Se- No, I don't know. Se sa se l'autorità americana, If the FBI, American FBI, è anche in un rapporto McClellan, scritto McClellan, Cleveland Report, le autorità americane si siano occupate di una persona che si chiama Frank Coppola. with a man called Frank Coppola. You know about No, it? nothing about it. Non so niente. Si è mai sentito parlare di una persona che si chiama Licio Gelli? Heard of someone called Licio Gelli. Licio Gelli? No. No. Nessun'altra domanda.